Vento forte, temporali, grandine e forti acquazzoni. Brusca inversione termica registrata in Friuli nelle ultime ore. Come annunciato dall'allerta meteo emessa dalla Protezione Civile è arrivata la perturbazione che ha spazzato via l'anticipo d'estate vissuto in questi primi radiosi giorni di aprile. Un fulmine, come documentano le immagini registrate da un utente del gruppo Telegram Meteo FVG Segnalazioni, ha scaricato la sua forza su una centralina della distribuzione elettrica Resiutta, a pochi metri dalla dismessa stazione della ex ferrovia Pontebana, provocando un incendio con relativo intervento dei vigili del fuoco. Per fortuna nessun ferito, ma tanta paura per il boato al momento della scarica. Segnalate grandinate di piccole dimensioni nel Friuli occidentale e collinare, neve a Tarvisio che ha imbiancato il fondovalle senza creare particolari disagi. Sotto osservazione l'evolversi della situazione con i mezzi e squadre di soccorso pronte ad intervenire se richiesto. Al momento di andare in macchina con il servizio non si segnalano interventi di una certa particolarità o gravità.